Gli interventi assistenziali dello Stato non si limitino a semplici erogazioni di sussidi, lo afferma il Capo dello Stato in un messaggio per la presentazione del rapporto sullo Stato sociale. Luciano Gelfi. Evitare che i profondi cambiamenti che sta subendo il mercato del lavoro si trasformino in esclusione ed emarginazione. Sergio Mattarella formula questo auspicio in un messaggio per la presentazione del nuovo rapporto sullo Stato sociale dell'Università La Sapienza. Nuove sfide si aprono per via delle trasformazioni che l'economia sta conoscendo, ricorda il Presidente della Repubblica, incidono profondamente non solo sulla struttura economica del Paese, ma anche, forse soprattutto, su quella sociale. Il pericolo che intravede il Capo dello Stato è che gli interventi assistenziali si limitino a semplici erogazioni di sussidi. L'obiettivo, sottolinea Mattarella, deve essere appunto quello di arginare l'emarginazione sociale. Per questo motivo, secondo il Capo dello Stato, la via da percorrere è quella di mettere in collegamento gli interventi di natura puramente assistenziale con quelli sul versante occupazionale.